che sarà, ricordo, sarà trainata da Emanuele Vitali con un passaggio di 1.13.500, 2.26 ai 1000 con una proiezione finale intorno sub 3.40, sotto il 3.40. Questo è l'obiettivo per quanto riguarda la prima serie dei 1500 metri con Emanuele Vitali, con il 21 il suo compagno di squadra Alessandro Lotta, reduce dalla prova di Vienna dove ha stampato un ottimo 1.47.53 sul doppio giro di pista, 3.45.65, quest'anno il suo migliore prestazione stagionale nei 1500 metri, con una personale l'anno scorso nel 2024 di 3 primi e 40 e 42, un bel ritmo da parte del portacolore del gruppo pelistico vertovese Emanuele Vitali. E siamo vicini al passaggio ai 600 metri con i due compagni di squadra del gruppo pelistico vertovese, Emanuele Vitali, che ovviamente cercherà con tutte le sue forze di andare a portare, a trainare il suo compagno di squadra. In terza posizione troviamo Kevin Lodi, l'atleta del 2005 del gruppo atletico Bassano 1948, atleta da 3.45, prima nella categoria promesse, 5 secondi di miglioramento rispetto al 2024, quinto nelle graduatorie promesse. E siamo a 900 metri, si conclude il lavoro da parte di Emanuele Vitali. E ora al comando abbiamo Alessandro Lotta che conclude il 1000, il tempo intorno ai 2 primi e 30 secondi. Forza ragazzi, dai ragazzi, via, forza ragazzi, dai Alessandro. Nicola Baiocchi in seconda posizione, Matteo Roda in terza. Sono le prime 3 posizioni per ora parziali, con il gruppo in fila indiana. Ora si sembra 3 atleti che se ne stanno andando, con il quarto, il quinto e il sesto atleta. Sono ancora una bella gara compatta, incerta, che sicuramente si deciderà negli ultimi 200 metri, nelle battute finali. 8-9 atleti a giocarsi la vittoria, atleti che si stanno avvicinando ad entrare sul rettilineo finale entrato da un bel gruppo di atleti con il totale 107, va a conquistare la vittoria con 107 3.44 del gruppo atletica Bassano. Grande Alessandro, grande. Nella prima